Che poi dico, voglio dire, la vita di coppia ha proprio i suoi pro e i suoi contro. Adesso c'è i pro. Non mi vengono in mente in questo momento i pro. Di contro invece non abbiamo il tempo per parlarne. La verità è che sempre c'era una questione, sempre, per non parlare della gelosia. Mamma mia, la malattia della gelosia, che brutta bestia. Ma come ti senti? Perché? No, stamattina dicevi che ti veniva un po' da vomitare, Ah, mal di sì, ho pancia. vomitato, però adesso sto meglio. Ah, meno male. Ma me meno male. l'immaginavo. Te lo immaginavi? Sì, me l'aspettavo. E come... Stamattina leggendo il meteo, E che c'entra il meteo? perché c'era scritto oggi rovesci. Sì, certo. Che leggi? Guarda, sto leggendo un articolo sulla gelosia interessantissimo. Non hai fatto bene, c'è praticamente questo studioso che sostiene una teoria Amore, ti prego, per chiudi, perché già tu ce l'hai intrinseca la gelosia. Allora, devi smettere di dire questa cosa. Incarnata. No, non è vero. Io non sono una fissata con la gelosia. Non sono una fissata. Sei tu che mi dai modo di essere gelosa. Io? Ma Sì, che cosa sì. faccio? Il calcetto. Il calcetto? Il calcetto è la scusa più diffusa per voi uomini per uscire e andare dall'amante. È così. Ma te di che cosa stai parlando? Sì, tu vai a calcetto 3 volte a settimana. E guarda che panza. Perché giochi in porta? Sì, certo. Faccio tutto sto movimento. Ma poi tu hai delle manie strane, una volta mi hai chiesto pure la posizione GPS. Certo, per essere certa che fossi veramente lì a giocare. Però poi mi sono detta, ma che ci vuole a prendere una camera d'albergo lì vicino al campo? La posizione coincide. No, Cioè. dice è malattia, ma allo stato puro, la posizione, mi chiedi, mi controlli la borsa se gli asciugamani, gli accappatoi sono bagnati. Certo, per vedere se veramente hai giocato, perché poi te la devi fare una doccia, no? Quindi controllo. Però poi ho detto, ma che ci vuole a bagnare le cose e metterle dentro il borsone? No, ma quindi, scusami, quindi secondo te hanno anche tutti io e l'amici miei che giochiamo a calcetto, perché tu fai tutte le telefonate, fai il giro di telefonate a tutte le persone che manco te conosci, ma chi sa qua, perché tu è follia pure. Quindi secondo te noi praticamente ci dobbiamo organizzare, ci vediamo, telefoniamo a tutti quelli della squadra, telefoniamo a chi della squadra avversaria e ci diciamo che mi raccomando di dire alle nostre mogli che siamo tutte a calcetto, poi facciamo un giro di telefonate per chiamare tutte le nostre amanti, darci l'appuntamento a calcetto, chi decide nella macchina, pigliamo un pulmino, acchianniamo un pulmino, ci andiamo a divertire in mezzo alle frasche di San Martino delle Scale, torniamo al calcetto, pigliamo le cose, le bagniamo perché tu le controlli. Ma chi sto io? Chi sei ciavag? Ma come che mi versi i contributi per fare tutto il suo boidello? È ciavag, mamma mia. Vedi? Il discorso non fa una piega. Non fa una piega, è moncioneato, è chino di pieghe, è nisciuto la lavatrice. Ma... Allora, te lo ricordi cosa hai fatto quest'estate? Cosa? Quando quest'estate eravamo al mare, a un certo punto in spiaggia è passata una ragazza in perizoma, un culo perfetto. E che ho fatto? Che hai fatto? Che ho fatto? Che hai fatto? Ma non lo so, ma che ho fatto? L'hai guardato, ti pare normale? L'hai guardato? Avere un culo, diciamo, perfetto con perizoma, uno è malattia, uno non è che mi stai avendo? No, un perizoma, una cattoca. Ma stai scherzando? E la brasiliana in topless che cosa hai fatto? L'ho guardata? Certo! No, chiama qua, chiama un medico, chiama un dottore perché mi è controllato. Un mascolo catalano, una brasiliana, i brasiliani, chi di bene non sono troppo belli, non si mangia, basta, sono Italia. Perché la verità è che voi uomini siete completamente diversi da noi donne. E su questo non ci sono dubbi, perché voi uomini, vedi, noi donne ragioniamo, razionalizziamo, voi pensate solo con la vostra appendice. Appendice? L'appendice. Appendice la... L'appendice. Ah, cioè tu Sì, no, io non le dico, le brutte parole non le dico. la chiamo appendice. Appendice. Certo, perché sennò è volgare. Certo. Allora, Jamie, siccome non voglio essere volgare neanch'io, faccio come te, non dico parolacce, ti dico molto morbidamente, non mi rompere l'appendice. Poi pensa chi te la salva. C'è un test. No. Facciamo il test, sì. No, ti prego, no. E guarda, si chiama proprio Scopri quanto sei geloso. Dai, No, così vediamo. ti prego, no, sulla gelosia no, per far finire che litighiamo. Già stiamo litigando. Allora facciamo. Il test perché ti aiuta, capito amore? Perché il test aiuta a conoscere te stesso. Certo, per questo che si chiama test. Eh? Si chiama test perché aiuta a conoscere
Andiamo alla prima domanda. Sì. Allora, prima domanda. La tua compagna viene invitata a cena da un uomo. Tu cosa dici? Chi paga? Come chi paga? Certo. Come chi paga? Che vuol dire? Certo, tu stai uscendo con un uomo, Appunto. noi viviamo sotto lo stesso tetto, quindi facciamo economia insieme. A me mi preme sapere se tu stai spendendo piccioli e chi paga. Se mette capire uno scarfazzo che manco te paga e non ha questa generosità e Cioè, questa quindi la tua galanteria. donna esce con un altro uomo e il tuo pensiero è chi paga? Assolutamente sì. Comunque ci sono le opzioni. Dai. A. Sì. Opzione A. Ah. Cosa dici? Se è una cena di lavoro vai pure. B. Tranquilla cara vai e divertiti. C. Non se ne parla, senza di me non vai da nessuna parte. Di che giorno è questa cena? Che ne so perché è importante. È importante, giorno della settimana. Vabbè che so, mercoledì. Mercoledì, allora B, vai pure cara, divertiti che io mi piace Champions. Cioè, quindi tu sei disposto a mandarmi a cena con uno sconosciuto pur di vederti la partita in pace? Amore, il mercoledì, da quando fanno chi l'ha visto, tu non fai altro che atturarmi con chi l'ha visto. Tu ti vedi chi l'ha visto e a me ha visto chi l'ha visto un gol da Champions e io mi piace Champions, un atto fitto. Fai schifo. Faccio schifo. Fai schifo. Fai Andiamo all'altra domanda. Seconda che mai? domanda, dai. Seconda domanda. Sì, dimmi. La tua compagna di solito esce con jeans e scarpe basse, Perfetto. ma stavolta indossa un vestito e scarpe col tacco. Sì. Tu cosa dici? Allora, Levati i tacchi. perché mi ma perché sei gelosa? Perché i tacchi ci rendono più sexy. Quando mai? sei È che gelosa. tutte voi donne siete convinti che i tacchi vi fanno diventare più belle. E i tacchi no, un paio di scarpe basse da tennis, delle ballerine sono molto, ma molto. I tacchi ci sono chi se a camminano i tacchi che sembrano tante nonne papere che manco se reggono la gritta, stanno a appoggiare in qualche passamano. Ah, lascia perdere. Vai, non sei geloso, fai l'analisi delle calzature. Ci sono le opzioni. Opzioni. Opzione A. Ah. Come sei carina? Quindi tu cosa dici? Ricordati. Sì. Opzione A. Come sei carina? Sì. B. Il tuo amico di stasera è davvero fortunato. C. Cambiati subito. Ah, come sei carina. Quindi non pensi nemmeno che io esca con un altro. B, il tuo amico di stasera è davvero fortunato. Ah, quindi non vedi l'ora di buttarmi tra le braccia di un altro? C, cambiati subito. Tu come vuoi fare il padre padrone che decide come mi devo vestire? Non ti permettere, sai? D, come mi chiedi di rispondere? C'è l'ultima domanda. Giuramelo. Che cosa? Che è lui. È l'ultima. Dimmi. La tua compagna ti ha detto che sarebbe tornata a mezzanotte. Sì. Sono le 3 e lei non è ancora rientrata. A. La chiami perché sei preoccupato. B. Pensi che sia fermata a conversare amabilmente. C. Sei nervoso e litigherai appena aprirà la porta. Che ore sono? Le 3 di notte. È 2. Che vuol dire? Alle 3 di notte io dormo già. Ma che vuol dire? La tua donna è fuori, alle 3 di notte non è a casa e tu dormi. Amore, pure che tu hai fatto qualche cosa che non che fu ci pensiamo che io è 2. Poi romani ne riscorremo. Ma almeno sogno bello riposato. Ma che vuoi dire? Ma che vuoi? Fai schifo. Tu sei un